Domenica 13 ottobre 2019 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Sesto Fiorentino si inaugura la mostra numero 458 della lunga storia espositiva di questo prestigioso spazio sestese. Accanto a me c'è Francesco Mariani, che è il presidente del Circolo Arci, all'interno del quale è ospitato lo Spazio delle Arti La Soffitta, ma è anche il referente degli artisti di questo gruppo. All'altro mio lato Massimiliano Calmeta, assessore del Comune di Sesto Fiorentino, da sempre presente vicino a questo spazio espositivo. Credo che nessuna delle 458 inaugurazioni non abbia registrato la presenza di un rappresentante dell'amministrazione comunale. E accanto all'assessore il protagonista di questa mostra, Stefano Andrea Barni, che oggi fa il suo debutto nei nostri incontri con l'arte e quindi necessita di una presentazione più dettagliata rispetto a quelle che sommariamente facciamo, come i tempi televisivi ci impongono, per gli altri artisti. Francesco Mariani, come hai scoperto questo giovane talento e perché hai deciso di ospitarlo qua? Allora, io devo ringraziare un altro grande artista che è qui presente, che è Butini, Giorgio Butini, eccolo. Giorgio Butini, che qui è arrivato e lo saluto, perché è grazie a lui che Stefano Andrea Barni è qui stamani mattina. Io mi sono innamorato subito delle sue opere perché credo che un artista abbia in pancia sempre una grande stella. Stefano credo che dimostri, lo spero per il futuro, lo spero soprattutto per lui, una ricerca che lo porterà a vivere la sua pittura di notte. Io ho sempre vissuto, montando questa nuova mostra insieme a loro, come un momento intimistico, come un momento silenzioso. Ecco, io credo che questo poi sarà lui a presentarsi. Io parlo come presidente del circolo e credo come gruppo e responsabile della Soffitta Spazio delle Arti aprire una nuova finestra sul territorio di Sesto sia una cosa importantissima. Il gruppo stesso è alla ricerca di giovani. Stefano Andrea Barni è un giovane che, badate bene, non è arrivato ora a dipingere, lui proviene da famiglia di artisti, la madre è pittrice, quindi è impastato i colori da piccolo, fin da piccolo prende i colori e credo se gli sia anche messi addosso, guarda quello che dico, però sarà lui a spiegarcelo. Io vi invito a vedere la mostra, ringrazio il Comune ovviamente che è qui con noi, anche stamani mattina, che ci dedica sempre uno spazio interessante, che crede nei nostri progetti. Vi annuncio anche che ci saranno progetti importantissimi fino a maggio del 2021, perché il programma è tutto finito e ci saranno momenti veramente interessanti da vivere insieme. Benissimo Assessore, allora come ho detto in apertura di servizio, in questi oltre 50 anni si sono susseguite le inaugurazioni, tanti sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma mai il Comune ha fatto mancare la sua presenza a queste inaugurazioni, quindi un segno di grande attenzione, di rispetto per un lavoro molto qualificato, portato avanti, ricordiamolo, del tutto volontariamente. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io come amministrazione non posso essere che grato e orgoglioso di essere non solo qui a questa mostra, ma in generale di supportare le iniziative di questa importante realtà per il territorio sestese. Credo che quello che ha detto Francesco prima di me vada da sé, ovvero sia spieghi molto bene l'importanza di uno spazio nato come uno spazio per la diffusione dell'arte, nato in un contesto popolare che però poi si è aperto a ogni forma di scambio e di potenzialità riguardo agli artisti, ed avere degli artisti giovani di un territorio non solo sestese ma poi anche del territorio vasto del nostro territorio per noi è un grandissimo onore, quindi grazie a tutti e saremo sempre a fianco della Soffitta nelle sue iniziative. Bene, grazie. Allora, come detto poc'anzi, è la prima volta che fa la sua apparizione ai nostri incontri con l'arte, quindi diamo il benvenuto a Stefano Andrea Barni, un cognome ovviamente tipicamente pistoiese, infatti è nato a Quarrata e le sue opere riflettono anche questa origine, perché tu hai privilegiato la piana che congiunge Prato a Pistoia, anche se fra le due città c'è sempre stata una grande rivalità, ma questa meravigliosa piana ha sempre unito le due città. E tu l'hai scelto
scelta come tema ricorrente. E poi i notturni, qui siamo nell'esaltazione delle visioni notturne della tua città, del Montalbano, di tutta la Piana, e quindi ecco, spiegaci perché privilegi questi notturni e perché è così radicata la tua terra, la tua pittura. Sì, diciamo mi ispiro ai giochi di riflessi che ci sono nei nostri campi, nei campi alluvionati, nelle zone tra cui tipiche della nostra Piana pistoiese, pratese, questo verde dell'erba che è tipico delle nostre terre, e i giochi di luci che si diffondono in certi periodi dell'anno tra il cielo e l'acqua dei nostri campi. Oppure di notte mi vengo attratto da questi piccoli borghi sul Montalbano dove queste lucine sì. che fanno capolino fra questa grande montagna. La Boscaglia è un casale lontano che ci ispira tranquillità e serenità, diciamo. Come diceva Francesco, tu sei figlio d'arte, Sì. Quanto ha pesato nella tua scelta di diventare artista essere figlio d'arte? Dipingo da prima di andare a scuola, mia mamma pittrice, la pittura è nata con me e ha attraversato gli studi artistici dove... Ricordiamoli questi studi, tu hai studiato a Pistoia e poi all'Accademia Belle Arti a Firenze. Ho attraversato varie tendenze, ho fatto installazioni, però nell'ultimo periodo ho ritrovato il piacere di ritornare alla pittura manuale, il piacere di distaccarsi dalla realtà quotidiana e ritrovare il piacere di quando ero piccolo, di quando la mia mamma mi dava colori e iniziava a dipingere, che è quasi poesia, diciamo. Senti, a una prima lettura dei tuoi quadri la pittura macchiaiola sembrerebbe lontanissima perché ovviamente ha tutte altre tematiche, però la tua è una pittura di macchia, tu vai avanti a macchie e quindi questa lezione dei macchiaioli, anche se l'hai reinterpretata, personalizzata, credo tu l'abbia studiata e apprezzata per poi mutuarla come linguaggio per la tua forma di espressione artistica. Indubbiamente i macchiaioli è uno dei gruppi artistici più importanti del XX secolo nostro, diciamo gli impressionisti francesi rapportati alla Toscana, all'Italia. In un'intervista hai detto: la mia pittura si sta avvicinando sempre più all'informale, e ovviamente leggendo approfonditamente molti dei tuoi quadri si capisce che questa è la strada che stai iniziando a percorrere. Perché hai scelto di avvicinarti all'informale? Quali soluzioni espressive e tecniche ti consentirà di esprimere l'informale? Ma l'informale ora è un'esperienza che ho attraversato qualche anno fa, invece ora sono ritornato a una pittura più figurativa. Sì, però un figurativo poco definito. Sono giochi di luci che possono sì ricordare un po' l'arte astratta andando a ricercare nei particolari, però io attingo sempre dal mondo reale che trasformato attraverso la mia pittura cerco di creare soluzioni di giochi di riflessi. E riflessi è proprio il titolo che Francesco Mariani ha scelto per questa mostra. Vorrei concludere con lui così come lo abbiamo iniziato il servizio, perché sarà lui ad invitare i nostri telespettatori a venire a scoprire questo artista inedito per i nostri telespettatori, e quindi l'occasione è imperdibile, una bella mostra con molte opere, alcune di grandi dimensioni, ma il resto delle opere sono intimistiche, tutte di piccolo formato, proprio per significare l'intimismo che l'artista va cercando soprattutto nei luoghi della sua infanzia, adolescenza, quindi quelli della formazione sentimentale. Sì, io credo che dovete venire senz'altro a vedere la mostra per scoprire queste opere. Vi ricordo che la galleria è chiusa il lunedì, però è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, compreso la domenica mattina, che è aperta anche dalle 10:30 alle 12:30. Fino al 31 di ottobre.